Io avevo dell'oro sopra la scrivania e è rimasto là. Niente oro o gioielli, ma solo soldi che non hanno trovato fuggendo dalla casa senza portare via nulla. Ladri in cerca di contante quelli che hanno agito ieri in pieno giorno a Catena di Villorba. Ladri o ladro che potrebbe essere stato in bicicletta l'autore del furto in questa casa di via Bardagola. Infatti sono davvero poche le auto che transitano lungo questa laterale della Postumia dove tutti si conoscono. Un veicolo forestiero sarebbe di certo stato notato soprattutto al mattino tra le 8:30 e mezzogiorno e mezzo, quando la figlia dei proprietari è rientrata dal lavoro per il pranzo. Hanno calcolato che magari gli altri giorni sono passati e hanno visto 2 macchine, non c'era neanche una macchina. E poi i miei zii, ci sono stati momenti in cui effettivamente non c'era nessuno ed era tra le 10 e le 11. Magari in quel momento sono entrati. Probabilmente hanno saltato il cancello visto che il resto dell'abitazione è circondata da siepi e altre proprietà recintate. Poi hanno forzato questa finestra e il vicino portoncino entrando nell'abitazione. Mi hanno aperto i cassetti per vedere se c'era o gli armadi, ma non hanno proprio lasciato troppo in confusione, diciamo. Cercavano contanti, probabilmente, perché avevo anche i quadri spostati, magari per cercare cassaforti. Questa è la situazione che si è presentata davanti alla giovane di ritorno dal lavoro. Ci sono i danni miei fissi, però per il resto sì, tanta paura.